Una notizia importante scuote il retroscena del mercato dei trasferimenti. Il Napoli è alla ricerca di un altro rinforzo strategico per il suo centrocampo. Un settore che Antonio Conte vuole vedere ulteriormente rafforzato per le prossime stagioni. Come sempre, ci assicuriamo di fornirvi informazioni dettagliate su ogni mossa. Lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere nessun aggiornamento. Andiamo al sodo. Secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto, il Napoli starebbe seguendo da vicino il centrocampista Martín Payero, attualmente in forza all'Udinese. Il giocatore argentino, che ha già attirato l'attenzione di altri club importanti come la Lazio e l'Atletico Madrid, è visto come un pezzo promettente per il futuro del centrocampo partenopeo. Payero, noto per le sue capacità tecniche e la sua visione di gioco, è anche nei piani dell'Udinese fino al termine della stagione, il che indica che un eventuale trasferimento dovrebbe avvenire solo nel mercato estivo. Il solido rapporto tra il Napoli e il gruppo Pozzo, che controlla l'Udinese, potrebbe essere una risorsa decisiva per anticipare la forte concorrenza internazionale. L'Atletico Madrid, ad esempio, ha già mostrato grande interesse per il giocatore. Ma il Napoli vuole agire in fretta per assicurarsi la sua firma e soddisfare le richieste del tecnico Antonio Conte. Nel frattempo, l'Udinese sta lavorando su nuove possibilità a centrocampo, tra cui il giovane dell'Atletico Paranaense Bruno Zapelli, valutato circa 5 milioni di euro. Zapelli potrebbe essere un'alternativa per sopperire alla possibile partenza di Payero, rafforzando la squadra friulana a lungo termine. Con il Napoli che vuole consolidare la propria posizione ai vertici della Serie A e prepararsi alle competizioni internazionali, questo affare si preannuncia come uno dei più strategici sul mercato. Cosa ne pensate di questo possibile acquisto? Payero è il rinforzo di cui il Napoli ha bisogno? Lasciate un commento e continuate a seguire i nostri aggiornamenti per altre notizie esclusive.